Buongiorno a tutti, Martina Reolon con voi per questo nuovo appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave in Blu. Andiamo subito a guardare i quotidiani locali, i quotidiani di lunedì 3 aprile. Partiamo oggi con il Gazzettino. Il titolone in prima pagina è dedicato a una problematica riscontrata a San Vito di Cadore. Baby gang a San Vito, ho paura, si legge nel titolone. Una donna va dai carabinieri e denuncia, prima di agire si coprono con cappucci, molti sanno ma nessuno parla. Andiamo quindi a leggere l'articolo di Olivia Bonetti a pagina 8 del Gazzettino di Belluno. Ecco qui la notizia, baby gang scatenata ci terrorizzano. La denuncia arriva da una residente di San Vito che si è rivolta ai carabinieri dopo le continue scorribande dei minori. Nei giorni scorsi hanno colpito anche nella sua proprietà, si incappucciano prima di agire, li hanno visti in faccia. Ora abbiamo paura, Ray, la residente di San Vito di Cadore, finita del mirino della baby gang che avrebbe colpito in paese, non ci sta. Si parla di minorenni delle scuole secondarie e primarie, anche qualcuno delle superiori, che avrebbero compiuto diverse scorribande culminate nei giorni scorsi in principio di incendio. La donna ha denunciato. Mi sono rivolta ai carabinieri della stazione di San Vito venerdì, racconta, che spero intervengano e ci siano indagini in corso. Dal comando provinciale dei carabinieri spiegano che a loro non risulta che ci sia nessuna baby gang, ma le fotografie che l'abitante di San Vito porta e i racconti circostanziati fanno veramente impressione. Eppure stanno tutti zitti, dice la donna, tutti hanno paura delle ritorsioni di questi ragazzini, ma questo non è normale. Sono mesi che questo gruppo di ragazzi fra i 10 e i 15 anni si stanno scatenando a San Vito. Posso raccontare quello che è a conoscenza di tutti ed è quanto ho denunciato, esordisce la donna. E inizia come un fiume in piena. Venerdì 24 marzo è stato visto del fumo sotto il cimitero e sono arrivati i vigili del fuoco di Cortina. Sono stati visti questi ragazzini che si divertivano a giocare con il fuoco. Poi sono state trovate delle tracce di incendio anche all'esterno della palestra di San Vito. Questo sarebbe solo l'ultimo, scusate, episodio verificato. Sì, c'è questo articolo di Olivia Bonetti. Ora la donna ha fatto denuncia, le indagini sono in corso e si vedrà se effettivamente ci sono gli estremi per procedere, se c'è questo problema causato da questa baby gang scatenata. Torniamo indietro e cambiamo argomento. Il Gazzettino dedica 2 pagine al tema della Chiesa che cambia, come si legge nel titolo. Non bastano forze nuove, le parrocchie si aiutino. C'è questo articolo di Federica Fant. Sono 22 i preti under 50 pieni di voglia di fare, ma la crisi delle vocazioni impone nuovi scenari. Il vescovo Renato Marangoni invita le comunità a collaborare tra loro e i sacerdoti ad ascoltare i laici. Sono giovani, sorridenti, diretti e con la battuta pronta. Sono stati ordinati sacerdoti da pochi anni, sono la parte della chiesa di Belluno Feltre che si completa con quella laica. Insieme i sacerdoti secolari dimostrano il cammino della diocesi. C'è entusiasmo, voglia di mettersi in gioco e soprattutto molto impegno riversato nelle rispettive comunità. Nei loro discorsi, nelle omelie, la parola più ricorrente è amore e c'è chi ricorre anche ai social per lanciare il messaggio cristiano. I preti under 50 nel bellunese sono 22 e per la precisione sono quelli nati tra il 1973 e il 1978, quindi fra i 45 e i 50 anni, e sono 11 in questo caso. Quelli fra i 45 e i 40 anni sono 5, quelli sotto i 35 anni sono 5. Il più giovane è Don Sandro De Gasperi che ha 28 anni. I preti però, le forze nuove non bastano, come ha detto il vescovo Marangoni, il vescovo Renato, e quindi le parrocchie si devono aiutare. Si incentiva la collaborazione tra parrocchie, rigettando l'idea di fusione. La sensazione che si respira talvolta è tuttavia un eccesso di burocrazia, si legge nella domanda fatta dalla giornalista. È il problema più grosso del nostro territorio, separarsi proprio nel momento in cui è richiesta la responsabilità intrecciata e richiamata insieme da parte di tutti. Si legge appunto nel titolo, nella dichiarazione del vescovo. Scopro di consiglio pastorale in consiglio pastorale che visito le cosiddette cose migliori, dice ancora il vescovo Renato. Proprio nei giorni scorsi ho incontrato un consiglio pastorale unitario perché
è di 8 parrocchie messe insieme, dove l'incontro delle persone che rappresentavano le proprie parrocchie di appartenenza mi ha dimostrato una maturità di valutazione, una capacità di reciproco riconoscimento e una vicendevole aiuto che mi hanno commosso. Nella pagina seguente ci sono appunto i ritratti dei giovani super parroci, titola il Gazzettino, 64 frazioni, 1700 fedeli, Don Del Favero e la sua vita sempre di corsa in 5 chiese dell'Agordino, il 39enne Don Coletti che ha dovuto gestire l'emergenza dell'edificio in bilico a Valle di Cadore. Le storie di questi giovani preti di montagna sono eroiche. Chi segue 5 paesi e 1700 parrocchiani, chi ha dovuto affrontare l'emergenza della Chiesa a rischio crollo, chi ancora trova il modo di parlare con i giovani. Per chi volesse appunto approfondire c'è questo articolo di Federica Fante anche alla pagina successiva. E poi c'è la scuola, i docenti educatori, Don Giorgio, prof all'Ollino, e Don Luciano tra i ragazzi. Stiamo parlando di Don Giorgio Aresi e di Don Luciano Todesco. Anche qui un altro articolo di approfondimento. Andiamo avanti con la lettura del Gazzettino e cambiamo ancora argomento. C'è un articolo di Simone Tramontin a pagina 5 di Belluno, plateatici ridotti, ritorno al pre-Covid, rivoluzione in piazza, molti hanno rinunciato ai tavolini extra scattati nell'emergenza con il decreto aiuti di Conte, scelta obbligata per i baristi che per mantenere lo spazio avrebbero dovuto sborsare 2,70 euro a metro quadrato. Stiamo parlando di Belluno ovviamente, solo posti in piedi, spariti dal salotto buono della città i tavolini bonus che il decreto aiuti del governo Conte aveva concesso di posizionare gratuitamente all'esterno di bar e ristoranti dopo le chiusure dovute alla pandemia. A cancellare ogni speranza di un'ulteriore proroga, il vigoroso colpo di ramazza assestato dall'amministrazione comunale, intenta nelle pulizie di primavera, per riportare il decoro in un centro città ormai sciupato. Più ordine uguale, più turisti e più affari, un'equazione che non trova però sponda nei gestori del bar che sono inviperiti dopo la cattiva notizia. Eliminare i posti all'aperto proprio quando l'estate è a un passo equivale a un clamoroso autogol. In futuro saranno i dehors. Per la giunta dei Pellegrini la chiave per ristabilire l'ordine del centro storico sarà rinchiudere nello spazio di un cubo di metallo e vetro tavoli e relativi avventori, e ci sono appunto le proteste dei gestori dei locali che non ci stanno, per chi volesse approfondire questo argomento. Andiamo ancora avanti leggiamo una notizia che riguarda la benedizione delle moto. Siamo in questo caso a Feltre, benedizione, più di 5.000 moto, in moltissimi al ritorno dopo una decina di anni della cerimonia che è stata celebrata in Duomo. Il presidente Daniele Gorza: giornata bellissima, non abbiamo mai visto così tanta gente all'evento. Un fine settimana strepitoso per Feltre, scrive Eleonora Scarton, una grande festa vissuta tra migliaia di moto provenienti dal Triveneto per la benedizione dei Centauri e la partita hockeyistica di sabato sera che ha portato al Palafeltre più di 2000 tifosi. Un weekend sportivo che ha trasformato la città sia agonisticamente che turisticamente. Alla fine è andato tutto liscio grazie al grande hockey di Motoclub, Hockey Feltre, quartiere Duomo dell'amministrazione comunale e della polizia locale. E in centro sono arrivati più di 5.000 moto che hanno riempito le vie centrali della città in occasione della 36esima edizione della benedizione del motociclista, un evento itinerante che dopo una decina d'anni è tornato a Feltre. Ci sono anche delle foto, quindi tantissimi motociclisti arrivati appunto nel centro storico di Feltre. Passiamo dunque al Corriere delle Alpi e andiamo a leggere quali sono le notizie dedicate su questo quotidiano. C'è il caso soldi da anticipare, comuni in crisi con i cantieri del PNRR. Non possiamo fermarci per problemi contabili, l'UNCEM chiede risorse, sindaco di Belluno, e dateci più tempo per completare le procedure. Questo è il titolone e andiamo appunto a leggere l'articolo a pagina 14, recuperiamo subito la pagina, appunto questo è il titolo: PNR, allarme rosso, comuni in difficoltà con gli anticipi alle ditte dei cantieri. L'UNCEM chiede un fondo da $500 milioni a cui attingere, il presidente Bussone: c'è bisogno di risorse e personale.
Il nuovo decreto sul PNRR rischia di far saltare anche dei progetti delle aree più fragili, quindi della montagna. La paura dei sindaci è davvero tanta, lo ammette per tutti Roberto Padrin, anche nella sua veste di presidente della provincia, e Marco Bussone, presidente dell'UNCEM, l'Unione delle Comunità Montane, è davvero preoccupato. Il decreto sarà convertito in legge questa settimana, mi auguro, anzi ci auguriamo, che risolva le problematiche che l'UNCEM ha denunciato da mesi e che ha rilanciato nell'audizione alla Camera giusto un mese fa. Il problema è che non ci sono i soldi per cantierare i progetti. I comuni beneficiari di risorse PNRR si trovano oggi a dover anticipare ingenti somme, risorse economiche delle quali non dispongono e che arriveranno solo dopo mesi dall'avvio dei lavori, creando particolare sofferenza finanziaria. L'articolo è di Francesco Dal Mas. Gli enti più piccoli sono a serio rischio per dover rinunciare per problemi contabili. Il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, sposa questo appello: è paralisi, fate una proroga. Sui ritardi non c'entriamo, ci sono difficoltà oggettive, il sindaco chiede almeno 3 mesi in più per le procedure. Questo articolo di approfondimento, pochi tecnici, tempi ristretti, costi in aumento. Ci uniamo all'appello dell'ANCI, chiediamo al governo una proroga, semplificazioni nelle procedure, la possibilità di assunzioni che vadano oltre il 2026. Questo dice appunto il sindaco di Belluno. Cambiamo argomento e parliamo di stagione in montagna. Cortina punta a fare il pieno, oltre obiettivo 30.000 presenze nel mese, buone prospettive anche dalla Gordino al Comelico. Stiamo parlando della Pasqua che prolunga la stagione montana, hotel pieni, ma il mare fa pressing. Resiste la Pasqua in montagna anche se la concorrenza del mare si fa già sentire. Basti dire che un albergo ogni 2 è aperto, come anticipa il presidente della loro federazione provinciale Walter De Cassan, e che la maggior parte degli impianti di sci chiuderanno solo nel pomeriggio di Pasqua, alcuni andranno avanti addirittura fino al 1° maggio. Ed ecco infatti che nella capitale olimpica, Cortina appunto, tante attività prolungheranno la stagione e ci sono quindi buone prospettive, scrive Francesco Dalmas. Se è vero che a Pasqua il bellunese potrà contare su un esercizio ogni 2, non dimentichiamo, ricorda Stefano Pirro, presidente dell'Associazione Albergatori di Cortina, che fino a qualche inverno fa la percentuale era di un'attività ogni 6-7, quindi buone notizie. Il Corriere delle Alpi dedica anche 2 pagine, 16 e 17, a un viaggio nella storia. Stiamo parlando del Vajont verso il 60°, ricordiamo che quest'anno ricorre appunto il 60° anniversario della tragedia, e c'è questo approfondimento a cura di Valentina Voi, la valle del tempo sospeso in cammino tra diga e frana nelle memorie della tragedia. Dall'oscurità delle gallerie utilizzate dagli operai allo strapiombo che si affianca sulla forra, il racconto di una giornata su ciò che resta del disastro, accompagnati da una guida. La guida dell'escursione Andrea Vincenzo Lucchi, che ha appunto accompagnato la giornalista in questo viaggio nella storia. Anche alla Dunata un ricordo in attesa di Mattarella e Mezzola. Portare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lì dove tutto è cominciato, sulla diga del Vajont, questo è l'obiettivo a cui le istituzioni coinvolte nelle celebrazioni per il 60° della tragedia stanno lavorando, si legge ancora. I parlamentari sono al lavoro per portare gli atti a Belluno, ricordiamo appunto che il parlamentare Marco De Ostro, che ha presentato anche una proposta di legge per far togliere la parola incuria dalla legge 101/2021, che istituisce la giornata nazionale del ricordo delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo, si è infatti interessato al destino degli atti della commissione parlamentare e per i quali è decaduto il segreto. Ne ho parlato con il Presidente del Senato, spiega, e dobbiamo formalizzare gli aspetti tecnici per valutare la fattibilità di uno spostamento a Belluno. L'obiettivo infatti sarebbe spostare i faldoni dall'archivio di Stato all'archivio di Stato di Belluno, dove sono già custoditi i documenti relativi al processo. C'è questo impegno appunto. A pagina 18 un'analisi, un articolo di Paola Dallanese che porta un dato non bello: matrimoni in crisi, un decennio nero, divorziati passati da 5.000 a 8.000. Soverzene guida il balzo provinciale con il più 175%, 12 paesi hanno più che raddoppiato, Zoppè a 0.
Crescono i divorziati in provincia di Belluno, dal 2012 ad oggi il numero è passato da 5.000 a 8.000 e con un incremento di quasi 62% la nostra provincia si allinea alla media nazionale. Effetto Covid probabilmente, e ora la nuova riforma Cartabia, entrata in vigore lo scorso 1 marzo e che presuppone procedure più snelle e veloci, potrebbe contribuire ad accrescere il numero, soprattutto tra gli over 50. Secondo i dati Istat elaborati dall'Osservatorio Natalità e Famiglie in Veneto, nel 2022 nel Bellunese i divorziati erano 8.095 contro i 5.000 del 2012. Nel capoluogo l'aumento è stato di 600 unità, il 56,7%, mentre se si guarda tra i comuni più importanti spiccano per percentuale di aumento Agordo con più 71%, Alpago con più 73%, Cesio Maggiore con più 111%, Limana con più 73%, Pedavena con più 79 e Sedico con più 82. Ma il comune che più di tutti alza la media è Soverzene, che ha visto in 10 anni un aumento del 175%. C'è questo approfondimento appunto di Paola Dallanese, accompagnato da un'infografica che mostra i dati comune per comune, e ci sono comuni come Zoppè di Cadore che detiene il primato per assenza di divorziati negli ultimi 10 anni. Evidenzia però Paolo Simonetti, il sindaco, che nei 3 anni in cui sono sindaco c'è stato un solo matrimonio, tra l'altro celebrato a Trento. A pagina 19, in questo caso una bella notizia, è una coppia che si sposa. San Martino di Valle di Cadore riapre il 1 maggio, stiamo parlando della chiesa, coppia rimanda da mesi per sposarsi nel Tempio, l'articolo di Francesco Dalmas. La chiesa di San Martino di Valle di Cadore sarà riaperta al culto il 1 maggio, era stata chiusa per pericolo di cedimento della rupe sul quale è fondata nel mese di febbraio 2021 dal sindaco Marianna Offer. Insieme al sindaco Renato Marangoni abbiamo deciso di riconsegnarla al culto fra un mese, nel giorno di San Giuseppe Lavoratore, conferma don Alessandro Coletti, il parroco a scavalco di Valle, Venas e Cibiana. Quel pomeriggio sarà un momento di celebrazione insieme al vescovo e anche di festa. La data è stata concordata col sindaco Offer e c'è anche l'attesa da parte di una coppia che sta aspettando da mesi di sposarsi perché desiderava celebrare il matrimonio nella riaperta San Martino. Andiamo avanti, leggiamo ancora una notizia prima di chiudere la rassegna di oggi. Anche qui, come vedete, c'è grande spazio dedicato alle 5.000 moto per la benedizione e che mostra appunto le tantissime persone che hanno partecipato all'evento. Ma rimanendo a Feltre, leggiamo questa notizia, pagina 21, parliamo di alpini, volano le iscrizioni al campo scuola ANA, ma pochi ragazzi locali. L'attività alla Zanettelli in programma dall'1 al 16 luglio, Mariecche, tra i lavori da fare c'è il blocco di bagni e docce. L'articolo di Raffaele Scottini, è già quasi al completo il campo scuola degli alpini e la caserma Zanettelli che coinvolgerà ragazzi e ragazze dai 16 ai 25 anni dall'1 al 16 luglio. L'iniziativa, organizzata per il 3° anno consecutivo, ha raccolto adesioni un po' da tutta Italia. Rispetto all'anno scorso è aumentato il numero dei bellunesi, anche se non quanto sperava la sezione feltrina dell'ANA, che puntava a una maggiore partecipazione dei giovani del territorio. Abbiamo quasi raggiunto il numero massimo, dice il presidente dell'ANA Feltre Stefano Mariecche. Tanti sono da fuori e pochi da qua, anche se quest'anno i locali sono di più rispetto all'anno scorso. Su 60 posti a disposizione, all'ultimo aggiornamento se ne registravano 56 già assegnati, di cui una decina sono ragazzi della provincia di Belluno. Nel 2022 erano 4 o 5. Quindi la macchina organizzativa è avviata e c'è il grosso tema del recupero complessivo della parte storica del complesso. Abbiamo scritto al comune dicendo che siamo a disposizione per parlare anche con i progettisti, pensando al nuovo incarico di progettazione affidato all'amministrazione per capire come andare avanti, dice il presidente dell'ANA. Siamo a disposizione se c'è bisogno per ragionare insieme sul futuro di tutta quanta la caserma. E con questo articolo andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. Grazie a tutti per l'ascolto, buona settimana di avvio alla Pasqua e vi aspettiamo puntuali domattina sempre sulle frequenze di Radio Piava alle 8:30 e poi sulla pagina Facebook, sul canale YouTube dell'Amico del Popolo. A prestissimo, grazie e buona giornata, arrivederci.